Il dopo Silvio Berlusconi è già iniziato con l'insediamento del nuovo Premier. Il Presidente del Consiglio Mario Monti ha presentato la squadra di governo. Non ci sono politici, vi sono 3 donne e l'età media dei ministri è di 63 anni. Ruoli chiave per Corrado Passera, al quale sono stati affidati i ministeri dello sviluppo e delle infrastrutture. L'obiettivo principale del nuovo governo è quello di risollevare l'Italia dalla crisi economica che da mesi ha messo in ginocchio l'intera nazione. La missione appare difficile, ma non impossibile. Anche gli agrigentini si augurano che il nuovo governo Monti possa riuscire a salvare l'Italia. Io mi auguro che quanto poco Monti potrà fare, farà sempre un po' di più di quello che ci ha lasciato Berlusconi. Io la penso così, sono fiducioso. Penso che se Giù vuole salvare tanti che dall'Italia, sa va dare da fare. Ora viene chi dice aumenta le tasse. E come fa a pigliare gana se Giù non aumenta qualcosa? Perciò obbligatoriamente va a fare quello che c'è da fare. Dicono che sia il governo dei banchieri. No, intanto è un governo di professionisti e penso che qualcosa ne capiranno e sanno come agire, non dei banchieri. Fiducioso? Ma certo sono fiducioso, qualcosa di buono la farà. Mi fa piacere che la politica non ha lambito neanche una persona, perché la politica ha rovinato l'Italia. Quindi sono gente che possono lavorare indisturbati, non sono collegati, certo una provenienza ce l'hanno, ma non sono collegati direttamente ai partiti. I partiti pigliavano uno, va a fare un ministro, anche se era un cretino, eccetera, va a fare lo sottosegretario. Questa realtà sul momento è scomparsa. Pare che le cose possono andare bene perché abbiamo un presidente all'altezza della sua missione, preparato intellettualmente, eccetera, ha avuto posti molto importanti. Ci auguriamo che non abbia persone che lo possono tradire. Spero che non sia uno come gli altri, ma che sia una persona che sappia fare politica seriamente, non che usi l'Italia come mezzo per, diciamo, rubare soldi. Fiducioso? Sì, voglio essere fiducioso io. Staremo a vedere. Non ne penso niente per ora. Vedremo alla prova dei fatti. Tra i provvedimenti del nuovo governo Monti vi è il ritorno dell'ICI, la tassa sulla prima casa che divide anche gli agrigentini. Torna l'ICI, bella cosa. Ci voleva, va, e dopo tanto risparmio ora ce la mandare al re. Io sono d'accordo amministratore, però ridurla un pochino è meglio, poco a poco, ridurla. Come già si pensa per l'ICI, le tasse le aumentiamo e poi la pensione si vedrà. Torna l'ICI. Questo non mi piace, chiaramente. Influirà sempre sul ceto medio. Fiduciosa? No, per niente. Non è d'accordo al governo Monti? No, non sono fiduciosa in nessun tipo di governo, perché non vedo soluzioni positive. Le manca Berlusconi? Per niente.